Buongiorno, oggi parliamo della finanziaria 2025 e io seguo la parte che riguarda il campo previdenziale e assistenziale. Per quanto riguarda il campo previdenziale, la finanziaria 2025 può essere riassunta in 3 frasi: poche novità, alcune conferme e un ritorno al passato. Le novità della finanziaria 2025 riguardano solamente i nuovi iscritti. Sappiamo che la legge sulle pensioni è diversa riguardo vecchi iscritti e nuovi iscritti. I nuovi iscritti sono coloro che hanno il primo contributo previdenziale a partire dal 1 gennaio 96. Per i vecchi iscritti rimane la normativa vecchia, sia per le pensioni anticipate che per la pensione di vecchiaia. Per quanto riguarda invece i nuovi iscritti, la legge del 2025 ha introdotto delle novità. Quali sono queste novità? Le novità riguardano la pensione anticipata, quella praticamente dei 64 anni di età e 20 anni di contributi. Quindi la legge prevedeva 64 anni di età, 20 anni di contributi e un limite soglia pari a 3 volte l'assegno sociale, cioè 1.616 euro. Cosa significa? Sono nuovo iscritto, ho i requisiti sia di età che di contributi e raggiungo questo importo di pensione, 1.616 euro, fino al 2024 potevo andare in pensione con questa norma. Adesso la novità sta nel fatto che l'importo soglia del 1.616 euro può essere raggiunta anche con la previdenza complementare. In questo caso però non bastano 20 anni, ma sono necessari 25 anni di contributi. Ecco allora che la previdenza complementare diventa sempre più importante anche in campo pensionistico. Adesso parliamo delle conferme. La finanziaria 2025 conferma quota 103, opzione donna e APE sociale. Vediamo brevemente quali sono i requisiti di questi 3 tipi di pensione. Quota 103, i requisiti devono essere fatti entro il 31/12/2025 e sono 62 anni di età, 41 anni di contributi. Inoltre esiste una finestra che è di 7 mesi per i lavoratori privati e 9 mesi per i dipendenti pubblici e la pensione viene calcolata interamente col sistema contributivo. Per questo tipo di pensione sappiamo che non è possibile avere reddito da lavoro se non lavoro occasionale nei limiti di 5.000 euro annuali. Un'altra conferma è l'opzione donna. L'opzione donna deve avere maturato i requisiti entro il 31/12/2024. Questi requisiti sono 61 anni di età, ridotti di 1 anno se una lavoratrice ha un figlio o di 2 anni se ha 2 o più figli, 35 anni di contributi, inoltre sono necessarie ulteriori condizioni e queste sono: essere un caregiver oppure avere un'invalidità civile almeno del 74%, oppure essere una lavoratrice dipendente licenziata o dipendente da imprese dove è attivo un tavolo di confronto per crisi aziendale. Un'altra conferma è l'APE sociale. Requisiti dell'APE sociale: 63 anni di età più 5 mesi, contributi 30, 32 o 36 anni di contributi a seconda di alcune condizioni che sono stato di disoccupazione o essere un caregiver o avere un'invalidità superiore o uguale o superiore al 74% o essere un lavoratore gravoso. Abbiamo parlato anche di ritorno al passato. Qual è questo ritorno al passato? La finanziaria 2025 ha dato la possibilità ai lavoratori dipendenti che hanno raggiunto i requisiti per la pensione anticipata, quindi li ricapitolo velocemente: 42 anni 10 mesi per gli uomini, 41 anni 10 mesi per le donne, oppure anche la quota 103, a queste persone ha dato la possibilità di decidere di rimanere a lavoro, quindi non andare in pensione, e chiedere al datore lavoro di inserire nella busta paga la quota di contributi a loro carico, quindi il 9,19%. Quindi questo è un incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa e al fatto di non andare in pensione. Ovviamente l'importo della pensione poi al momento in cui una persona decide di andare in pensione sarà leggermente più basso. Parliamo adesso delle novità della legge di bilancio 2025 in campo assistenziale. Diciamo che possiamo raggrupparle in 4 novità. Novità sulla NASPI, un bonus nuove nascite, bonus asilo nido e congedo parentale. Partiamo dalla NASPI. La normativa per accedere alla NASPI è stata inasprita, nel senso che per coloro che vanno in NASPI a partire dal 1 gennaio 2025, oltre a dover soddisfare tutti i requisiti che erano previsti fino al 31/12/2024, in particolari condizioni devono soddisfare un altro requisito. Chi fa domanda di NASPI e nell'anno precedente
alla domanda si è dimesso volontariamente da un rapporto di lavoro indeterminato, deve garantire dalla data di dimissioni fino alla data di domanda della NASPI almeno 13 settimane contributive. Parliamo adesso del bonus nuove nascite. Per i nuovi nati o i bambini adottati dal 1 gennaio 2025 è previsto un bonus di un una tantum di 1.000 euro, ammesso che il nucleo familiare abbia un ISEE non superiore ai 40.000 euro. Per quanto riguarda invece il bonus nido, è stato confermato 3.600 euro di bonus nido annuale, sempre per nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, ed è stata tolta la condizione che era prevista fino all'anno scorso, o perlomeno dalla finanziaria del 2024, di avere all'interno del nucleo un altro figlio inferiore ai 10 anni. L'ultima novità riguarda il congedo parentale. Il congedo parentale, con la legge finanziaria del 2024, si poteva chiedere 2 mesi di congedo parentale indennizzato all'80%. Con la finanziaria di quest'anno si può chiedere un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all'80%, poi tutto il resto è indennizzato come prima al 30%. Io ho concluso il mio intervento. Se avete bisogno di ulteriori chiarimenti o approfondimenti in materia pensionistica o assistenziale, vi chiedo di telefonare la CNA nel territorio più vicino a voi e prendere un appuntamento con l'operatore del patronato. Auguro a tutti coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi una buona giornata.